La persona che ha, diciamo, messo in atto quest'atto che poi ha causato la sua stessa morte, chi era? È un pensionato, un signore di origini rumene che abita qui in Italia da parecchio tempo, che è qui a Villafranca da oltre 10 anni, apparentemente normale, senza nessun problema, una famiglia normale, come ce ne sono tanti. Lui durante il giorno faceva appunto la vita da pensionato, passeggiava con i suoi cani, ogni tanto frequentava il bar per prendersi il suo caffè, quindi una persona come tante. Perché nel momento in cui lui ha deciso di fare poi quello che ha fatto, pare che si sia barricato, no? Che si è barricato in cucina e a nulla sono valsi i tentativi anche di entrare dentro da parte del nipote e poi anche della figlia, che è arrivata nel momento in cui poi è successa l'esplosione. Ecco, solo per delle fortunate circostanze, nonostante appunto il decesso di quest'uomo, non si sono registrati, insomma, il bilancio non è peggiore. Certo, anche se ovviamente all'inizio qualche preoccupazione nel momento in cui si è manifestata l'esplosione c'è stata, però poi la struttura a retto nel complesso, pur essendo oggi dichiarata inagibile, e quindi di fatto insomma le altre famiglie che vivevano all'interno del condominio, a parte il disagio del momento, insomma non hanno subito particolari conseguenze di carattere fisico. Che cosa metterete in campo a questo punto voi come amministrazione? Questa notte abbiamo attivato la rete della solidarietà anche comunale, trovando un paio di famiglie che hanno dato alloggio a 2 delle famiglie coinvolte, un'altra è stata collocata temporaneamente in un bed and breakfast. Adesso ci attiviamo per cercare di aiutarli a trovare una soluzione più definitiva, perché la struttura sarà inagibile per un po' di mesi e quindi di fatto insomma, non possono rientrare all'interno, e cercheremo anche di trovare delle soluzioni per dare loro anche un po' di vestiario, cioè recuperare quelle cose che loro non possono adesso attingere dai loro appartamenti, perché appunto non può entrare nessuno, i locali sono sotto sequestro e tutta la struttura è anche dichiarata inagibile.